Buongiorno a tutti, benvenuti su Lingue d'Italia. Oggi torniamo a nord, dopo il confronto tra italiano e siciliano, per parlare delle differenze tra bresciano e bergamasco. Sul tema avevo fatto un video già ad agosto dello scorso anno, un po' più dettagliato che analizza anche le similitudini di quello che viene chiamato lombardo orientale. Vi consiglio di darci un'occhiata, ve lo lascio in descrizione. Questo video, come tutti quelli di questo format, sarà un po' più breve e più semplificato. Andiamo a vedere queste 5 principali differenze tra bresciano e bergamasco, tenendo sempre a mente che il bresciano e il bergamasco sono concetti vaghi, esistono varie varietà bresciane, varie varietà bergamasche, alle volte ci sono anche varietà sostanzialmente intermedie come quelle camune, ma faremo del nostro meglio. La prima differenza tra bresciano e bergamasco riguarda i verbi. In bergamasco ci sono 3 coniugazioni. Questo lo differenzia dal lombardo occidentale, dove le coniugazioni espresse sono solitamente 4. A Bergamo si dice per esempio parlà, vet e scrif, e poi c'è dervi. Mentre invece a Brescia il sistema inizia a collassare, tra virgolette, in un qualcosa a 2 coniugazioni e mezzo, o meglio, rimane sempre la prima coniugazione in a. Però quella che è la seconda coniugazione, quella senza una vocale finale del bergamasco, diventa in er, quindi per esempio scrier, veder. Ma a differenza del bergamasco, dove accade che talvolta la seconda e la terza vadano insieme, ma non sempre, non in tutte le varietà e vengono percepite come distinte, in bresciano è molto più diffuso che siano considerate equivalenti, ossia che uno possa dire scrier ma anche scrii, o per esempio veder ma anche vedi. Fondamentalmente funziona a 2 coniugazioni e mezzo, non a 3 coniugazioni come tipicamente viene ritenuto il bergamasco. Sempre parlando di verbi, è bene notare come in bergamasco, similmente al milanese, la forma di avere possessiva è diversa dalla forma di avere ausiliare. Quella ausiliare è avere e basta, mentre per il possessivo si aggiunge la particella ge, che è equivalente all'italiano ci. Quindi, per esempio, per dire un cane, per dire ho un cane, si dice go UK. Mentre se devo dire ho visto Simone, dico uest ol Simu. Questo non è il caso a Brescia, dove, similmente ai dialetti veneti, possessivo e ausiliare sono equivalenti e richiedono sempre l'uso di questa particella ci. Gona bena ecia, ho una macchina vecchia. Uest el Simu, ho visto Simone. Terza importante differenza riguarda la palatizzazione di 2 nessi latini. Il primo è ct, ad esempio in latino noctem, notte, che in bergamasco, ma in generale nel sistema lombardo occidentale anche, palatizza in c, noc. Mentre a Brescia, similmente anche ai dialetti del Veneto, ma anche alla gran parte dei dialetti mantovani, tale palatizzazione non avviene, noctem diventa not. Vi è poi il caso di cl. Il classico caso è orecchio, auricola. In bergamasco, ma anche in lombardo occidentale, palatizza in g, quindi uregia, mentre invece in bresciano palatizza in c, urecia, che è l'esempio che abbiamo visto prima, tra l'altro, nella frase d'esempio ecia. In bergamasco sarebbe stato egia. Si nota poco al maschile perché in lombardo c'è la tendenza a pronunciare la g come c, però si nota molto al femminile. Differenza di rilievo è la prima persona plurale nei verbi. In bergamasco e anche in qualche dialetto alpino la forma viene da homo, dal latino homo cantat, che ha dato origine a noter am canta, che tra l'altro è un po' quello che fa il francese. Ne discutevo nel video sulle similitudini tra francese e lombardo. In bresciano si segue invece un modello pan-lombardo, noter cantom, o in qualche luogo cantem, che è quello che è appunto la normalità in molte lingue romanze e generalmente nel sistema lombardo. Quindi paradossalmente, nonostante i tratti precedenti tipicamente allontanino Brescia dal resto della lombardofonia, mentre Bergamo ne è strenua difensora, qui accade l'inverso. Bergamo
si allontana dal resto della lombardofonia, mentre Brescia no. Terminiamo parlando di articolo plurale femminile. In bergamasco, similmente al milanese, esso è identico. Chiaramente, visto il plurale lombardo orientale, c'è una differenza che in milanese non c'è, ma per esempio si dice all gat, i gac, la gata, i gate, l'articolo è lo stesso. Invece, in bresciano, similmente ai dialetti veneti, vi è la differenza nel plurale femminile dell'articolo. El gat, i gac, la gata, le gate, cambia l'articolo, i, le, un po' come in italiano d'altronde. E lo cito qui perché l'ho fatto vedere alcune volte come differenza. All, el non è proprio una differenza tra bresciano o bergamasco. O meglio, nei dialetti urbani chiaramente sì. A Bergamo città è all, a Brescia città è el. Però esistono dialetti del dominio linguistico bresciano, come lo scalvino, dove si usa all. E con questo il video è finito, vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale. Se avete qualsiasi considerazione lasciate qui sotto un commento e buona continuazione, viva Bergamo e viva Brescia!